Gara di spicco oggi in mezzo al campo qui al Comunale Concadoro di Monreale, il città di Monreale, pronto ad affrontare un nemico storico ormai negli avvenimenti di queste ultime stagioni, il Sicilia Football Club che si presenta secondo in classifica in casa dei monrealesi. Sono 15 punti di differenza in classifica, nonostante i posti siano soltanto 4 tra di loro. Secondo posto per il Sicilia Football Club a quota 32 punti, mentre sesto posto in classifica per il città di Monreale a quota 17. Possiamo anche andare a fare il punto sulle due squadre, sugli ultimi 5 incontri. Il Monreale arriva da 5 risultati utili consecutivi, però soltanto una vittoria. In mezzo a questi 5 sono 4 i pareggi e una la vittoria trovata per 2-1 in casa della Primavera Marsala, mentre arriva da un pareggio per 1-1 all'ultima giocata in trasferta contro la Leimosa Civitas Corleone a segno Gabriele Gennaro. È un dato da sottolineare perché torna al gol il Monreale, che ha mantenuto in queste ultime giornate una grandissima compattezza difensiva, facendo però un po' di fatica in zona realizzativa. Il Sicilia Football Club intanto un leggero sbandamento nelle ultime 5-3 vittorie, un pareggio è soltanto una sconfitta, ma con la necessità assoluta di fare risultato oggi per restare aggrappato al treno del primo posto. Lo Sferacavallo è già a quota 6 e giocherà contro il Marsala, squadra con cui ha proprio vinto all'ultima il Sicilia Football Club, che piazza due colpi di mercato, due colpi non da poco, due colpi eccellenti d'eccellenza. Va a prendere Dario Morana e Gabriele Morana il Sicilia, quindi colpi forti sia in mezzo al campo che in attacco. Mi aspetto una grande gara, mi aspetto una gara giocata ad alti ritmi, e per chi segue da un po' le TV La Voce del Campo sa che questo è uno scontro classico che non sempre vede favorito la migliore squadra classificata. L'ultimo confronto è arrivato l'anno scorso qui sempre al Concadoro di Monreale per la gara ancora di seconda categoria, in cui è stata vinta per 2-1 dalle città di Monreale. Ai tempi Concadoro Monreale, c'era in mezzo al campo l'allenatore giocatore Toto Cocuzza, mentre il confronto di quest'anno vede all'andata un 2-1 del Sicilia Football Club con la firma decisiva dell'ex La Spisa, insieme ai gol di Marco Billetta e poi soltanto su Camelli il Monreale, ma non è bastata l'andata. Quindi sarà una gara tutta nuova. Vi invito io a restare sintonizzati e connessi sui nostri schermi. Io sono Filippo Alongi, vi terrò compagnia per questi 90 minuti di grande sport per un'altra gara di prima categoria siciliana, quindi non mi resta altro che dirvi buona visione e buona partita. E ci siamo, buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti da Filippo Alongi, dal campo comunale Concadoro di Monreale, benvenuti alla 15ª giornata di prima categoria siciliana. Oggi la gara è sentita qui tra un classico del calcio dilettantistico degli ultimi anni, Città di Monreale contro Sicilia Football Club. Scendono due squadre in campo, due obiettivi differenti, 3 punti fondamentali per entrambe le formazioni, sia per la squadra, per la rosa di Mister Maggio, sia per andare all'altra parte nella squadra di Mister Calafiore. Il Sicilia deve negare la fuga allo Sferacavallo, che ha vinto questa mattina salendo a +9 da loro secondi, mentre il Città di Monreale ha bisogno di trovare una vittoria contro una delle favorite di questo girone, che potrebbe dare veramente tanto, ma tanto entusiasmo e morale, come già ampiamente presentato prima della gara nel video di introduzione. È stata sempre una partita in cui il confronto è stato sempre vivo. L'anno scorso vittoria per 2-1 nel campionato di seconda categoria tra queste due squadre, mentre invece all'andata vittoria per 2-1 per il Sicilia Football Club sui gol di Billetta e di La Spisa, due giocatori che Monreale e il Monreale lo conoscono bene. Su Camelli ha segnato, non è bastato, però godiamoci questa partita, godiamoci questi 90 minuti di grande sport, sempre qui su RTV La Voce del Campo, e comincia col primo pallone che sarà per i giocatori del Sicilia, quindi in maglia bianca la nostra sinistra, squadra di casa il Città di Monreale, la nostra destra in maglia nera, richiami dorati il Sicilia Football Club, che permette oggi l'esordio di un giocatore protagonista del mercato invernale, acquisto importante, Gabriele Morana, insieme a Dario Morana, che ha già giocato una partita, quindi si permette due colpi dall'eccellenza dal CUS Palermo il Sicilia. Ci sono nomi importanti per la categoria, un ottimo campionato per i ragazzi di Mister Calafiore. Il Monreale invece oggi vorrà sfoggiare tutta la propria compattezza difensiva per neutralizzare le stelle del Sicilia e ha bisogno tanto di sfruttare le occasioni in avanti. Giro palla a Sicilia, La Spisa vuole allargare sui lati alla ricerca delle compagne in maglia numero 11, non arriva a ricevere qui Pietro Spina, la rimessa laterale viene concessa per
il Monreale, ma anticipo su Gennaro, oggi schierato dal primo minuto, reduce dal gol contro l'animoso Civitas Corleone. Gabriele Gennaro vorrà giocare, incidere per la sua squadra. La spisa con la 20 alla Celanoglu, a giocare dal suo capitano Gaetano Chiappara. Gioca in mezzo, Spina, rivolge sui lati, Manno prova a contenere, viene concessa la giocata dentro il campo, ma viene chiusa e quindi scarico dietro, giro pala del Sicilia, provando a sganciarsi, ora prende qualche metro e verticalizzando, cercando Billetta, non trovato. Il recupero sarà dalle parti di Tafuri. Ora il portiere fa dalle parti di Tafuria, che gioca corto verso Lepre, confermato ancora lui tra titolari, inamovibile, insieme oggi a un altro centrale. Scende in campo Vito Porzio, uno delle conferme di inizio anno, poi meno presenza durante l'anno, con Marino che va a destra e Gianmarco Rizzo sulla sinistra. Occhio a Placido, mette la palla in mezzo, la ricerca di Spina, ci ha provato Brando Placido a servire subito l'assist verso il suo attaccante. Non arriva all'impatto, sarà rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Città di Monreale. Contafuri incaricato a metterla in gioco. Rinvio lungo, si va sui lati, palla alta però per Gianmarco Rizzo. Primo cambio di formazione, proprio quello che spicca a prima vista il Monreale è Manno, non da terzino come ha fatto benissimo nelle ultime partite, ma leggermente più avanzato in un modulo che dobbiamo ancora un po' inquadrare. Sembra essere un 3-5-2, c'è abbastanza largo, ne parleremo meglio nei prossimi minuti. Samuel Monet va alla ricerca di Siriki Traoré, eccolo trovato, servito, ora Ricciardi gioca e gira questa palla sbagliando, però Spalletta riconquista, Vassallo lo scarica per Gianmarco Rizzo. Gestione, può giocare il Città di Monreale tornando dietro dalle parti di Giuseppe Tafuri, che preferisce mandare sui lati, non vuole rischiare qui Tafuri, rimessa laterale, atteggiamento conservativo in questi primi tre, almeno delle prime scelte dal basso del Monreale. Pronto a battere Dario Morana, questa rimessa laterale alla seconda partita con la sua nuova squadra. Gaetano Chiappara. Morana vuole andare in mezzo, l'ultimo tocco è stato di Spalletta, rimessa laterale in favore del Sicilia, mentre andiamo un'occhiata alla live, vedo 40 spettatori collegati, mando un grande saluto, una buona domenica, un abbraccio a tutti i spettatori che ci seguono fissi collegati da casa, invitando a lasciare un mi piace a questa live, un'iscrizione per supportare attivamente il nostro progetto. Ricordo una maniera di supporto del tutto gratuita ma che ci aiuta veramente tanto, e poi commentate, io leggo sempre tutto, mi piace interagire, mantenere attiva la live e anche parlare con chi ci segue da casa nel presentare al campo. Quindi ora nei commenti pronostico sulla partita, vi leggo. Saluto chi commenta, saluto Giuseppe Morello, saluto Roberto Bevilacqua, Nicola D'Amico che manda messaggi in chat. Noi torniamo in partita perché il Monreale gira questa palla con Di Cristina, sempre più certezza in mezzo al campo negli 11 di Mister Maggio. Rizzo se l'aperte, Placido vuole Morana, anticipo da parte di Porzio, si ripete ancora, Biondo Placido. Destro sul secondo, Spina. Non inquadra lo specchio della porta, rinvia al fondo, rinvio dal portiere per il Città di Monreale. Andrea Tafuri per la rimessa in gioco. Lancia lungo Giuseppe Tafuri oltre la metà campo. O Spalletto Chiappara tocca Gaetano Chiappara indirizzando verso Biondo. Biondo raddoppiato, messo giù, c'è fallo sul diretto di gara che ferma il gioco e segna così questo calcio di punizione per il Sicilia Football Club. Traoré lascia scorrere la Spisa, l'idea è ottima verso Spina, trovando però l'anticipo sicuro di Umberto Marino, Di Cristina, Edo Spalletta medio Vassale, il capitano del Monreale. Rallenta, sterza un attimo, indirizza la giocata dietro, giocando verso il suo compagno fidato Lepre. Di Cristina in mezzo a metà tra Manno e Marino. L'ultimo tocco è nero, la rimessa laterale per i ragazzi in maglia bianca, padroni di casa.
Conquista la Spisa, colpito di Cristina, ora Manno non va da Gennaro ma sull'anticipo di Capitan Chiappara che deve lottare con Spalletta, ora Marino mette il piede duro su Spina, c'è fallo però, sull'anticipo arriva prima Umberto Marino, quindi commette fallo Spina sull'uscita fuori tempo e Dani del difensore avversario del Monreale, sarà calcio di punizione per il Città di Monreale, come da comunicazione da parte del direttore di gara, oggi designato speciale per questa partita il signor Gabriele Perna, Giovanni Gabriele Perna della sezione di Palermo, lui è designato dell'AIA per questo sconto, per questo match di cartello tra ormai un classico del calcio dilettantistico locale chiaramente. A battere o Rizzo o Di Cristina, o il 3 o il 4, due barriere richiesti da Corallo, sono Spina e Billetta. Rizzo vuole andare dritto in porta, forse non riesce a realizzare come desiderava lui, cercare il primo palo, il rinvio al fondo è servito in favore del Sicilia, primo disturbo per Corallo, primo impiego per l'estremo difensore Gabriele Corallo del Sicilia, uno dei acquisti di rilievo di questo mercato estivo. Sicilia è una società che sta investendo tanto, crede tantissimo al progetto, accompagna con tanti colpi di nomi anche di categorie superiori. Oggi infatti è un piacere essere qui e assistere a questa partita tra due società così importanti, con valori fondanti come la sana competizione e assoluti valori dello sport, ma anche tanta fiducia riposta nei giocatori, ma anche nel calcio dilettantistico che non deve spegnersi mai, anzi quanto è bello venire in campo la domenica e ritrovarci con le nostre squadre locali preferite. Lancio verso Billetta, non arriva qui, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Città di Monreale. Questo lancio lungo alla ricerca del 44 che non viene trovato però. Rinvio dal portiere. Palla a Tafuri, mentre alza il baricentro la rosa di Mister Maggio. Tafuri, oltre la metà campo, chiappa per le braccia, Ricciardi si sgancia su questo anticipo, l'arbitro però ferma il gioco. Ferma il gioco per una sua deviazione, quindi la palla verrà riconsegnata forse a chi era in possesso. Sembra essere questo il primo giudizio da parte del signor Perna. Eh sì, è così, Ricciardi, un colpo di testa, forse sfiora l'arbitro. La palla che torna tra i piedi di La Spisa. E va La Spisa, a destra per Morana. Non trova Gabriele Morana. Trova però una deviazione avversaria, una deviazione bianca che verrà trasformata quindi in un calcio d'angolo per il Sicilia Football Club. Va alla Spisa dalla bandierina. Ricordo l'ultima volta che la Spisa è venuto qui a Monreale a inizio anno, la prima contro il Ribera. Ha realizzato 4 assist, di cui vari dalla bandierina di calcio d'angolo. Entriamo però noi come sappiamo far bene dentro l'area di rigore, godiamoci appieno tutto ciò che saranno i duelli nella zona calda di questa partita. Alza le braccia e chiama lo schema la Spisa. Occhio che scappa a Ricciardi, è lui che veniva cercato, la fa volare via al Città di Monreale. Rimessa Sicilia, quando siamo già oltre i primi 10, siamo al 10° minuto di questo primo tempo di gara, fin qui 0-0, ma siamo ancora all'alba di questa grande partita, di questa 15ª giornata per la prima categoria siciliana gironea. Morana. Gabriele Morana vorrebbe ritornare il pallone con la sponda col petto, non riesce qui, la fa volare via poi il Città di Monreale. Gennaro in pressione. Traoré, Chiapparà e ora Samuel Monet trovato sotto linea mentre Manno lo va a prendere l'1 contro 1. Ricercata la corsa di Spina, Marino l'accompagna fuori, sarà rimessa laterale per il Città di Monreale. Manno controlla, non si gira, Samuel Monet ribatte, la palla rimbalza Edoardo Spalletta. Marino poi apre troppo la traiettoria, manda via in una rimessa laterale per gli avversari, per la squadra di Mainera, per la formazione ospite. Chiappara si appoggia verso Samuel Monet. Traoré e ora Ricciardi che ha libertà di muoversi in mezzo al campo mentre arriva la pressione di Gennaro e lui lancia verso Gabriele Morana.
spinto però da Vito Porzio, braccia troppo lunghe sotto gli occhi del signor Perna che era proprio lì posizionato benissimo per giudicare questo contatto, allunga troppo le braccia Porzio e sarà calcio di punizione per un fallo commesso su Gabriele Morana. Calcio di punizione per il Sicilia. Occhio a questa occasione palla inattiva, è sempre un pericolo quando c'è la Spisa che conta i passi come sta facendo ora. Vuole battere la Spisa, chi sono lui? Forse Morana voleva insidiare anche lui alla battuta. Arriva l'ok di Tafuri, arriva l'ok dell'arbitro, 3 in barriera e può battere la Spisa. Prima sfida di questo match, la Spisa calcia in porta, Tafuri non se la sente di bloccare, ribatte, poi esce sicuro con il pugno che la porta è scoperta, ma non la mette in mezzo. Lascia rimbalzare fuori il Città di Monreale, ma ha toccato per ultimo proprio la squadra di casa, calcio d'angolo per il Sicilia dalla sinistra. Occhio a questa situazione palla inattiva, come potete vedere sono sempre un pericolo. Uno dei punti di forza di questo gruppo, di questo Sicilia Football Club. Si è battuto sul secondo, da fuori esce, vuole calciare al volo la Spisa che solta svirgola. Ora su Cameli. Manno tocca, indirizza. Non arriva a trovarla Ele Monreale, soltanto Morana che lancia verso le zone centrali. Vassallo mette giù con il piede, trova il numero su Ivan Spisa. Amedeo Vassallo poi non allarga. Billetta, alle spalle Manno. Billetta in avanti, Spina, vuole lasciare scorrere. Marino gli sta attaccato, non gli concede la giocata. Rimessa Monreale ancora. Passaggio fuori misura. A battere Marino. Gennaro. Ora lancia di Cristina, vuole salire il Città di Monreale con Sucamelli che va a insidiare Traoré, il retropassaggio di testa per mettere la presa con le mani di Corallo che è rapido e veloce nel mettere in gioco e giocare dalle parti di Dario Morana per allargare ancora il campo e prendere ampiezza, strutturando il gioco sui lati come richiede mister Calafiore. Billetta colpito mentre faceva sparire la palla. Porzio commette un altro fallo, sta facendo un po' di fatica nel prendere le misure, nel trovare i tempi di uscita in questi primi contrasti. Chiaramente davanti a sé ci sono giocatori validi, prima fallo su Morana, Gabriele, ora su Billetta. Calcio di punizione per il Sicilia Football Club. Di nuovo le palla a Spisa. Fischia l'arbitro, la Spisa questa volta va profonda a cercare i compagni. Palla lunga, veniva richiesta una spinta su Ricciardi, tocco troppo lieve, l'arbitro assegna soltanto un calcio d'angolo. Quando siamo al quarto d'ora il Sicilia vorrebbe continuare a spingere a tre quarti avversario come sta facendo in questi primi 14:40. Sfortunatamente qui c'è il palo di mezzo, possiamo far poco, dopo non arriva l'inquadratura, ve lo racconterò io con la mia voce. Palla dritto in mezzo, Tafuri non blocca, resta lì nel traffico e Vassallo l'alza con Lepre che prolunga. Manno, lì c'è posizionato Samuel Monet. La Spisa tocca, Vassallo non arriva. Marino scorta l'uscita di Giuseppe Tafuri. Al 15° esatto di questo primo tempo, al primo terzo di questa prima frazione di gara. Tafuri va a lungo. In due su questa palla, colpo di testa da parte di Traoré che ribatte Samuel Monet, ne approfitta sul controllo incerto di Manno. Billetta non arriva, Morana prende posizione andando su Vito Porzio. C'è fallo commesso da Porzio secondo l'arbitro che fa proseguire il gioco e poi Rizzo dritto sul pallone. Gianmarco Rizzo, un'altra chance. Biondo, ci sono due giocatori a terra, uno è Gabriele Morana, uno è Porzio. Vassallo, Manno mette benissimo giù, Samuel Monet è attento sul contrasto, rimessa da per il Monreale, due giocatori a terra, si rialza ora Gabriele Morana. Resta per ancora giù Vito Porzio dopo il duro scontro con l'avversario, però c'è da dire che il signor Perna qui aveva assegnato un fallo, prova il difensore del Monreale.
Non so. Sarà rimessa tra per i padroni di casa, rimessa tra per i monrealesi. Giocherà Umberto Marino. Non riesce di Cristina. Impatta male. La rimessa tra la Sicilia Football Club. Chiappara, di testa gioca in avanti, Billetta. Marino disturba, anticipato qui Spina, occhio allo strappo, Lepre vorrebbe uscire con la palla a tre piedi per poi giocare in avanti, Mone tocca su Cameli, non arriva, Traoré va l'anticipo, c'è Gennaro però che prende bene spazio, gioca da vassallo, permettendo la corsa di Sucameli, toccato, niente più da Samuel Mone, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere dalle parti di Corallo. Rinvio al fondo per Gabriele Corallo, per il Sicilia. Corallo va corto, Traoré si apre, sale Samuel Monet, su Camelli va in aggressione, su un controllo lungo del difensore del Sicilia, rimessa laterale per la formazione in trasferta. Monet cerca la spisa, tamponata alle spalle da Gennaro, fallo commesso da Gabriele Gennaro, altra chiamata del signor Perna, stiamo cominciando a capire il metro di giudizio del direttore di gara, non tollera questi contatti, fin qui mantenendo anche una coerenza di giudizio. Ricciardi gioca da Dario Morana, che apre tutta, larga, grandissima, sventagliata precisa sui piedi di Spina, che lui non è davvero nel controllo. Spina, doppio passo, va sulla linea per mettere questa palla dritta in porta, non riesce a realizzare al meglio, ma qui dimostra qualità in campo il Sicilia. Morana che allarga tutto il campo, 50 metri oltre, dove c'è Spina, che mette giù, poi si perde sull'ultimo tocco, rinvio al fondo per il Monreale, che sta accusando e sta gestendo come sa far bene, mantenendo una compattezza lì dietro incredibile, ma ancora è troppo presto per pensare a mantenere, perché ora Gennaro su Camelli, tutto un tocco cercato Manno con Samuel Monet che contiene, sarà un bel duello sulla faccia, sulla spinta atletica. Manno, traversone dentro, Vassale libero, controlla, resta sotto, non riesce a trovare una giocata delle sue, rinvio dal fondo, occasione clamorosa per il Monreale, che si porta davanti a pochi tocchi sul ribaltamento di fronte. Dopo il primo tocco di Vassallo forse gli resta troppo sotto, non permettendo un tiro di collo pieno come richiedeva dalla postura del corpo. Impariamo a leggere questi dettagli. Corallo va lungo, Lepre di testa preciso verso Manno, prolunga bene a Gennaro, ora cerca di prendere confidenza con la difensiva avversaria Monreale, trattenuta di Ricciardi su Cameli, non è fallo secondo il signor Perna, quindi cominciamo a prendere sempre più indizi di ciò che sarà il criterio di giudizio. Rizzo disturbato la chiappa, la palla che arriva a Morana, ma se la perde, Rizzo può scattare, Ricciardi, questa volta il fallo c'è, arriva anche il giallo per Ricciardi, giallo per il 5 del Sicilia Football Club per un fallo commesso a danni di Jimmy Rizzo. L'arbitro tira fuori il primo cartellino, lo fa dopo 19 minuti e 40 nei confronti di Ricciardi Piero. Segniamo il primo cartellino di questa gara ed è per Pietro Ricciardi che si lamentava del primo fallo commesso, punito con un giallo. Rizzo aveva saltato l'uomo su una palla persa dall'avversario. Corretta la chiamata dell'arbitro. Posso sembrare un po' severa, segna il primo fallo, ma è corretta. 20 minuti, 0-0, un cartellino è volato nei confronti di Pietro Ricciardi. Porzio, raso terra dentro, vuole insidiare la difesa Edoardo Spalletta, che vede Manno al destro libero per metterla al limite. Edoardo Spalletta, palla difficile da contenere, potente, ma resta ancora in gioco la squadra in maglia bianca, forzando un po' questa manovra con dei palloni difficili, quindi pulisce Alessandro Lepre. Vassallo ancora su quel lato, Lepre manca il controllo, ha toccato lì per ultimo, rimessa laterale per il Sicilia.
Statale Sicilia Football Club, 60 spettatori collegati, un grande saluto a tutti, vi invito a partecipare attivamente, un mi piace, un'iscrizione, è un grande regalo nei miei confronti, ma è del tutto gratuito per supportarci, quindi per favore prendete un attimo di pausa e lasciate un mi piace a questa partita. Occhio allo strappo, noi torniamo in campo perché Manno ha voglia di andare, ma Samuel Monet deciso dritto sul pallone, l'ho detto, sarà un bellissimo duello questo sulla fascia, un giocatore dotato di doti atletiche sopra la media. Rimessa Città di Monreale, pronto a battere Umberto Marino, va lungo in aria, la Spisa la esce, Vassallo vorrebbe tenerla lì, allontana e manda via Spina, rimessa laterale per il Monreale. Marino, Gennaro, l'aggancio, poi scappa. E Samuel Monet ribatte via. Biondo tocca, Rizzo ripulisce questo pallone con l'aiuto di Spalletta che prova a chiudere il triangolo dal suo capitano. Trova soltanto per il 69 Dario Morana. Biondo da Morana, lungolina Gabriele Morana. Ci sarà una deviazione che ha favorito il recupero del Monreale. Tafuri sembra essere un po' teso in questi primi 22. Siamo all'esatta metà di questo primo tempo di gioco. Il risultato vede 0-0 per i reti bianca tra le due squadre. Traoré, a sinistra sale Samuel Monet, la palla prima alla Spisa, che rientra benissimo, la Spisa, numero giocata e cambia lato d'attacco, prende ampiezza sul lato opposto, quello di Dario Morana. Sguardo in avanti, sguardo centrale, Marino ribatte, Di Cristina con 2 uomini sopra, comodo sulla gestione, Gennaro, il suo scarico non arriva, Spina e ora Traoré si comincia già a girare più veloce la palla in mezzo al campo per questa 15ª giornata di prima categoria. Oggi un assente importante nel Sicilia, l'assenza di Angelo Di Maggio, un fidato della società e del presidente. Oggi out per infortunio alla caviglia. Lepre protegge sull'arrivo di Gabriele Morana, ritorna dietro da Giuseppe Tafuri, che è bravo sull'impostazione e ce l'ha dimostrato in questi anni. Vassallo se la perde, gliela strappa Biondo. Ok, recupero palla del Sicilia. Billetta può calciare, va largo sul tirone su terra. Squillo Sicilia, c'è deviazione a deviare la traiettoria del 44. Calcio d'angolo per il Sicilia Football Club. A battere andrà Ivan La Spisa o Dario Morana. Vediamo se arriverà uno schema. Infatti sembra esserci uno schema. Morana, La Spisa in 2 ad affrontare. Cross dentro, arriva l'inserimento di Ricciardi. Colpisce ma non indirizza verso la porta, occasione Sicilia ancora. Rinvio dal fondo, ha preso il tempo benissimo il centrale di difesa del Sicilia Football Club. Rinvio dal fondo, rinvio dal portiere, pronto a battere Giuseppe Tafuri. Edoardo Spalletta, sui lati Rizzo, lo vuole giocare centrale, sul lancio appare un po' forzato, Traoré è bravissimo nel mettere giù. Dario Morana, Spalletta, tocca, Chiappara gioca, imposta e il triangolo viene chiuso con La Spisa e poi Biondo placido. Che apre tutto, Gabriele Morana, dritto su Porzio, l'imposizione si prende una botta, ma allontana e manda via, rimessa la tale per il Sicilia. Rimessa tra il Sicilia Football Club. Dario Morana per Gabriele Morana, che difende. Morana ancora, gliela strappa, però Gianmarco Rizzo la palla resta ancora al limite, con La Spisa, che ha stretto Spalletta ma lo salta, calcia La Spisa, bloccata fuori, senza dubbi, 20 minuti alla fine del primo tempo, siamo a 25 sul cronometro, sullo 0-0, ma no, aveva l'uomo lì in copertura, rimessa Sicilia. Sirichi Traoré, per l'incontro Gaetano Chiappara, giocata però sarà rivolta lungo linea. Spina torna dietro, Traoré
Vorrebbe andare da Placido Biondo, di testa c'è l'anticipo di Rizzo e Vassallo va prima di Billetta, tornando da Giuseppe Tafuri, mentre il Morelli può abbassarsi un po' e prendere l'ampiezza per ricevere questa palla corta. Alessandro Lepre, forte impressione Billetta. Lepre ritorna dietro, forse il Monreale, soprattutto i monrealesi del Sicilia, voglio dire, il Sicilia, soprattutto i monrealesi del Sicilia Football Club conoscono sicuramente non le doti spiccate di Lepre con la palla tra i piedi, è più un giocatore, un difensore vecchia scuola, solido, roccioso, invalicabile, con i piedi sicuramente una sua specialità. Sul recupero del Sicilia poi viene un fallo commesso da Vassallo, dove tutto il Sicilia Football Club richiedeva un giallo nei confronti del capitano Monreale. Fin qui soltanto richiamo per il 7 monrealese, calcio di punizione Sicilia Football Club. Mentre saluto tutti gli amici da casa, saluto Claudio Ditta, saluto Nicola D'Amico e ringrazio per i complimenti nei confronti dei miei servizi che adottiamo sempre ogni settimana in settimana con cura meticolosa del dettaglio e con un affetto grandissimo a ciò che portiamo in campo e ciò che vediamo in campo, quindi un mi piace e un grande ringraziamento. Umberto Marino su Cameli, orienta bene il controllo per tornare da Marino che gioca in avanti, può andare Marino, apre tutto, allarga sui lati prendendo a piazza in mezzo al campo con il suo capitano Medio Vassallo. Spalletta può calciare, Edo Spalletta prova da fuori, Spalletta sullo squillo monrealese, rinvio dal fondo Sicilia, ci ha provato il baby talento nel Monreale, non inquadra lo specchio qui sul volo di Corallo. Rinvio dal portiere, andrà a mettere in gioco Gabriele Corallo. Mentre Mister Maggio schiera i suoi giocatori in posizione con il controller. E il Monreale ascolta l'indicazione proprio condottiero Sergio Maggio. Porzio di testa, chiapparà pure Ospino Marino, tocca prima Spina, la palla è rivolta verso Porzio che può allontanare ma dalle parti del 27 avversario. Placido, uno dei più in forma di questa squadra. Biondo Placido prova a metterla in mezzo. Profondo, oltre la linea di fondo, rinvio dal portiere. Invece non è calcio d'angolo, è calcio d'angolo per il Sicilia, c'è stato un tocco sulla giocata di Biondo. Calcio d'angolo, vedremo se arriva un altro schema corto, ne entriamo in aria in caso ritorniamo, perché sulla bandierina ci sono sia la Spisa che Billetta, ma sembra andare diretto in mezzo, questa volta in alla Spisa. Verso il primo, Morana ha cercato, palla che resta lì, non arriva Nipotta al pallone, un po' di confusione con Tafuri che deve travolgere pure il suo difensore. E qui rappresenta sempre di più un pericolo dalle palle inattive. Ogni occasione che hanno avuto dal calcio piazzato ha rappresentato veramente un fattore importante in zona gol, che solta sulla giocata verso il primo da Gabriele Morana che l'ha girata. Quindi occhio a queste situazioni. Si è parlato tanto in questa settimana di calci piazzati, la situazione palla inattiva, se vogliamo fare un parallelismo con i gradi, con i piani altissimi del calcio. Si è parlato tanto dei calci piazzati dell'Arsenal, dell'incidenza diretta, pericolosa di questa occasione, quanto sia importante nel calcio moderno. E lo vediamo anche nelle categorie più basse, con le dovute misure e confronti e paragoni. Calcio d'angolo. Ok, abbracci in aria, qui vediamo benissimo. Palla dentro, cercare il primo, si sgancia bene un difensore bianco, poi Biondo, prova da fuori, Spalletta, controlla, allontana via. 0-0. Sì. Traoré. Samuel Mone arriva, può giocare, impostare lì lungolina dalle parti di Marco Billetta, mentre su Camele aspetta, non può passare Billetta, quindi lo scarico è per forza servito dietro. Lepre in anticipo. Biondo, Gaetano Chiappara, mezz'ora di gioco, primo terzo di gara, 30 minuti sono passati, mette la palla fuori il Sicilia, c'è per terra il proprio attaccante, Doloranzo dopo lo scontro con Lepre. E qui vediamo poco, inquadriamo il più possibile, c'è il palo di mezzo, resta per terra Gabriele Morana per una botta subito al volto o alla testa, in quanto era di spalla. Si riprende con il Morale che riconsegna la palla a Sicilia. Corallo.
Trore. Tiro palla Sicilia, 0-0, ricorda la mezz'ora. Corallo lancia, va teso e profondo, sembra essere anche controvento. Questa volta la botta l'ha presa Lepre sullo scontro. Resta giù per terra Alessandro Lepre, mentre il rumore regge la tribuna. Va giù Lepre. Capito, ferma il gioco per verificare le condizioni del difensore del Città di Monreale. Gioca a sinistra ora, Samuel Monet mentre si rialza Lepre. Samuel Monet con le mani. Billetta si gira in qualche modo, Spalletta disturba su Cameli pure, il raddoppio poi risulta falloso, il signor Perna interrompe il gioco, c'è stato un fallo su Marco Billetta, mentre progressa il Monreale sui fischi frequenti negli ultimi minuti. Calcio di punizione per il Sicilia, giallo per Spalletta. Giallo per Edoardo Spalletta, sembra essere questa la prima chiamata. Ammonito Edoardo Spalletta. Quindi primo giallo arrivato poi per il Città di Monreale, sarà quota 2 il numero di ammoniti. Uno è Pietro Ricciardi nel Sicilia Football Club e l'altro è Edoardo Spalletta nel Monreale. Billetta, la spesa e Samuel Monet dietro questo palo che si candida alla battuta. Ci vorrebbe la rimozione di questo palo per vedere appieno 100% perfettamente le partite. 4 in barriera, ne chiede Tafuri, vuole Gennaro su Cameli, Manno e Marino, 3 sul pallone. Calcia Billetta, altissimo, alto nel parcheggio del Comune Oncodo di Monreale, rinvio al fondo. Rinvio dal portiere per il Città di Monreale. 2 gialli, abbiamo visto, uno per Ricciardi e uno per Edoardo Spalletta. Lepre. Lancia lungo alle Lepre. La palla è per Gennaro, la sponda non arriva, lavora questa palla, ma la meglio la spesa che indirizza in avanti con Morana che prolunga da Marco Billetta, col tacco vuole andare dagli attaccanti e manda via Umberto Marino sul lato, cercando una deviazione nell'eventualità non trovata, è rimessa Sicilia che torna in avanti in un frangente di gara che ha visto 3 terzi di partita, il primo terzo con il primo quarto d'ora, con una giocata, una gestione favorevole al Monreale. Ora c'è fallo intanto dal duello tra Chiappara su Cameli, il fallo è stato commesso al quello del Sicilia, poi inizialmente Sicilia più propenso in avanti a seguire il Monreale che ha avuto la propria occasione, ora ritorna il Sicilia Football Club in avanti, mentre il Monreale cerca di contenere e anche con qualche interruzione temporeggiare, arrivando alle occasioni giuste. Sale Umberto Marino, lo vede Samuel Monet, Lepre non può andarlo più a servire. Alessandro Lepre gioca in avanti alla ricerca di Manno, bene con il petto a mettere giù, Spino l'attende, si va al limite su Cameli, non trova il pallone, si ritorna dalle parti di Corallo, il blocco e lancia lungo Gabriele Corallo. Lepre non concede la speranza a Billetta andare a prendere questa palla, cade Umberto Marino sullo scontro con Spina, toccato per ultimo il difensore del Monreale, rimessa laterale per il Sicilia quando mancano 10 minuti alla fine 45 regolamentari, più recupero. La spesa cambia a destra, palla per Dario Morana che va a cercare l'area, Tafuri sicuro sulla presa nonostante i 2 tocchi, lo conosciamo bene il portiere del Monreale, potrebbe tranquillamente anche fare il regista se parliamo di gestione con i piedi. Gennaro non arriva, ci pensa Sirichi Traoré. Edoardo Spalletta, Gennaro ancora, rientra, guarda in avanti, si lancia Spalletta, lo vuole calciare da fuori, ci ha provato Gabriele Gennaro, il suo tiro termina alto, rinvio al fondo, rinvio dal portiere Sicilia. Corallo. Ora Pietro Ricciardi non ha fretta di affondare il Sicilia, la spesa si inverte con Samuel Monet. Occhio a questi schemi, però il Morale recupera. 10.
Esce Corallo, la chiama, la fa sua. Sicuro, sull'arrivo verso Gabriel Manno. Allora ritrova così il portiere maglia numero 21 del Siciliano Football Club, portiere maglia magenta. A differenza di Tafuri che è la blu la maglia. Morana lascia scorrere, vola la corsa da Morana. Non può arrivare, c'è favorito sull'uscita e sull'arrivo in anticipo Peppe Tafuri. Rizzo. Lancia lungo. Non c'è Gennaro, c'è solo Traoré. Spalletta non controlla, Spisa appoggio da Billetta, che è bravissimo qui a mettere il corpo e prendersi questo fallo. Calcio di punizione per il Sicilia. La Spisa sbaglia qui, Manno trova l'anticipo da Marco Billetta. Con l'uomo dietro prova a girarsi, lo fa ancora con la palla tra piedi il 44 e maglia nero dorata. Lepre sull'abbraccio con Spina. C'è Umberto Marina. Oh, Umberto Marino ora chiamato a togliere da quella zona. Due maglie nere su di lui, da qui vediamo qualche disturbo. C'è fallo su Marino. Sarà calcio di punizione per il Città di Monreale. A battere Tafuri. Il fallo su Umberto Marino. Lancia Tafuri cercando Gennaro, la spisa in anticipo nonostante la differenza di stazza, poi Spina messo giù da Umberto Marino. Intervento un po' goffo di Marino. Calcio missione per il Sicilia. Calcio missione Sicilia Football Club. La spisa allarga verso Pietro Ricciardi. Sta libera con i tempi giusti sulla pressione di Sucameli. Dario Morana a cercare Gabriele Morana. Porzio va in anticipo sicuro sul colpo di testa, lontana la rimessa laterale per il Sicilia con il solito Dario Morana, oggi schierato terzino in questa sua nuova avventura, con questa nuova squadra. Seconda partita, seconda da terzino, giocatore che abbiamo imparato a conoscere nei campi dilettantistici della Sicilia, un jolly vero e proprio, duttile come piace agli allenatori moderni. Ricciardi dentro, Tafuri prova a diventare il calcio d'angolo, non ce la fa e quindi corre dalla sinistra, ennesima palla inattiva e occhio perché sono dimostrati pericolosissimi su questi sviluppi e sugli schemi da calcio piazzato. La giocata è corta, la spisa la mette sul secondo, Ricciardi vuole fare la sponda, sporca Porzio e Rizzo allontana, resta ancora viva, Biondo si infila pure. Il Monreale resiste, Billetta la mantiene e gioca dietro dalle parti di Traoré che si vuole riversare in avanti un'altra volta. Lancio un po' forzato forse per la spisa, non arriva a giocare quando siamo a 5 dal termine del primo tempo ed è 0-0 il risultato. Lungo Marino. Su Camelli non arriva, fa fatica a portarsi davanti il Città di Monreale come un po' nelle ultime partite. Corallo. Rizzo trova benissimo i tempi d'uscita sull'anticipo. La palla però ancora viva. Triplicato Placido Biondo. Palla rivolta verso Dario Morana che va dal fratello Gabriele Morana facendo correre perfettamente con i giri giusti. Biondo dentro, Billetta mette giù, vuole tirare lui, c'era Spina che la chiedeva tutto libero sul secondo palo. Billetta si è lasciato ingolosire dalla botta verso la porta non trovando lo specchio, ma soltanto un altro, l'ennesimo calcio d'angolo per il Sicilia. Calcio d'angolo Sicilia Football Club, sempre Ivan la spisa alla bandierina, ma c'è pure Dario Morana, quindi occhio. Andrà diretto in mezzo Ivan la spisa. Cross dentro, Marino sicuro nell'uscita, la mette giù, Placido Biondo. Che non trova la direzione avversaria, non trova
come richiesto il calcio d'angolo. Sarà rinvio dal portiere, rinvio dal fondo per Giuseppe Tafuri, estremo difensore del Monreale. Gioca corto Tafuri. Lepre. In mezzo c'è Di Cristina, davanti il polo che ci impedisce la visione. Numero di Billetta, supera Lepre che poi si prende un rischio enorme dentro l'area di rigore. Sulla giocata di Billetta, ora contropiede, allarga su Camelia, Vassallo che deve un po' indietreggiare per ricevere e riesce. Amedeo Vassallo, Spalletta per il velo, Gennaro viene messo giù da Traoré senza fallo, contatto duro ma regolare del 3 di Sicilia, ancora spazio per andare avanti, Spina, lungolina Billetta, posizione regolare, teneva in gioco Rizzo, ma c'è sicuro Tafuri ad evitare ulteriori rischi per i propri compagni e per la propria difesa. Manno non passa sulla giocata, la ritrova così Sirichi Traoré, una prestazione perfetta del Sicilia al momento, come anche quella del Monreale, qualche leggero duello in cui hanno avuto la difficoltà, poi per il resto difesa attentissima, squadre schierate in campo alla perfezione, c'è un'attenzione enorme alla partita, se sarà preparata bene dalle squadre, dagli allenatori durante la settimana. Il risultato lo dimostra, parità, equilibrio assoluto in questi primi 42. Ricciardi, Dario Morana. Spazio per andare con Spalletta che insegue. Morana. Billetta vuole l'imbucata da Gabriele Morana, attenta la chiusura monrealese. Ora strappo di Gaetano Chiapparo, Alex Sferacavallo che cerca di andare dentro, allontana Porzi, la palla è viva al limite. Ivan La Spisa la gioca. Gennaro non arriva a toccare, poi mette il corpo su Billetta, non c'è fallo. Nonostante si era posizione bene per ricevere Billetta, l'arbitro lascia proseguire così il gioco. E Vassallo riconquista, deve lanciarsi davanti ai cittadini Morale a tutti gli uomini nella prima metà campo. Porzio a sinistra per Edoardo Spalletta che vuole puntare, sterza, rientra, tocca Morana, toccato per l'ultimo Edoardo Spalletta, rimessa Sicilia Football Club. Con le proteste del Monreale, è giusta la chiamata dell'arbitro. Lepre allarga da Rizzo, orienta dentro il campo, fa sportellate, la palla è bianca. Di Cristina rallenta, Chiappara con una deviazione e gioca ora il Sicilia con la palla a tre piedi, sempre sul lato di destra. Si gioca tanto sul binario di Morana e di Biondo Placido, per poi allargare tutta la Spina come ha già fatto più volte. La Spisa ha lo spazio per il tiro, ci pensa, cerca la finta, vuole superare le Lepre ma non gli concede il numero e quindi Manno le allunga. Samuel Monet mette il corpo, difende, si è fatto male Monet sulla botta contro il treno Gabriel Manno. Un po' dolorante, ancora per terra il 18 del Sicilia quando stiamo negli ultimi secondi di questi tempi regolamentari. Mentre il signor Perna qui richiede a colloquio Chiappara, il capitano, per qualche protesta, comunque con i toni sempre rispettosi e educati come da carattere del capitano del Sicilia, che qui accetta il dialogo come l'ha accettato il signor Perna finché i 45 minuti di una gestione discreta, corretta. Si chiariscono i due, si va, stretta di mano e si riprende il gioco. Due di recupero, comunica il signor Perna. Ci andrà fino al 47esimo. Giocata dentro, arriva al limite, Manno chiuso la Spisa e Ricciardi può ribattere lontano. Morana lascia, la sponda funziona verso Billetta. Palla su Vassallo, batte veloce Spalletta per sfruttare gli ultimi minuti di questo primo tempo. Ricordo 2 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Si gioca fino al 47. Fuori gioco di rientro di Sucameli. Offside di Sucameli. Quella che torna a Sicilia. Andrà a battere Corallo
perché deve alzare Ampiezza. E invece batte la Spisa, allargando sempre dal solito Dario Morana. Chiappara allarga sui lati, di testa Spina, ritornando in mezzo Marco Billetta, poi la Spisa, cross e testo, buono per Porzio, sicura attenta ancora, Chiappara con Sucameli, si scontrano i due, c'era un contatto sicuramente di Chiappara su Giuseppe Sucameli, tutto regolare, si rialzano i due. Diciamo parolacce si sente. Un poco. Troppo qua. Rinvio al fondo, Andrata fuori, potrebbe essere l'ultima palla di questo primo tempo. Ma degli spalti pieni oggi al Comune Roncodo di Monreale. Ospiti dalle grandi occasioni, con la struttura piena di sostenitori, un'atmosfera bellissima in campo qui, da una vera domenica sportiva. Lepre allarga tutto, la palla è per Vassallo, l'ultima azione di questo primo tempo. Vassallo cerca di far correre Manno, che in mezzo al duo di difesa Samuel Monet, Troia, che fin qui sta comunicando e gestendo alla grande. Può bastare così per questo primo tempo, doppio fischio, squadre che vengono invitate a raggiungere gli spogliatoi per poi rientrare da qualche minuto, quindi ci silenziamo una decina di minuti. Io, nell'attesa, durante l'intervallo, vi invito a prendervi un secondo e lasciare un mi piace. Vedo 70 spettatori collegati, soltanto 6 mi piace, quindi un like è gradito veramente tanto a questa diretta del tutto gratuito, ma supportate attivamente i nostri servizi se vi stanno piacendo per questo primo tempo. Quindi all'intervallo un mi piace, un'iscrizione, un commento, voglio sapere anche la vostra su come andrà questa partita, il vostro pronostico su ciò che sarà questa 15ª giornata di Sicilia, di prima categoria siciliana tra Monreale e Sicilia Football Club. Mi silenzio un po', vedremo se troverò materiale, contenuto nei commenti per poter interagire con voi che ci seguite da casa. Ci sentiamo tra poco.
Pronti per riprendere, per ricominciare dove ci siamo lasciati qualche minuto fa. 0-0 il risultato dopo i primi 45 di gioco tra queste due squadre per questa 15ª giornata di prima categoria girone A. 0-0 tra Città di Monreale e Sicilia. Ora siamo pronti per iniziare, abbiamo il fischio da parte del signor Perna che fischia ora. Faccio partire il tempo, un secondo. E ci siamo, rieccoci a pieno regime per come ci siamo lasciati qualche minuto fa, prima dell'intervallo. 0-0. Presa di Corallo sicura. Lancia in avanti, torniamo in assetto gara. Primo tempo di fattori attese. Studio delle due squadre, attendiamo i veri colpi. Rimessa tra le Sicilia. Rimessa tra la Sicilia Football Club. Biondo, Billetta. La Spisa tocca di prima, la palla è buona solo per i suoi ex compagni, per la difesa delle Città di Monreale. Contafuri che ora allarga verso Manno. Samuel Monet sul duello che ha caratterizzato questo primo tempo. Va a prenderlo, Spalletta colpisce Gaetano Chiappara, la palla è per Gabriele Morana che fa passare, verticalizza la ricerca di Biondo, sgambetta a Rizzo, si incrociano i piedi due, non c'è malizia sull'intervento, semplice contatto di gioco giudicato falloso dal direttore di gara. Sarà calcio di punizione per il Monreale. Tafuri, Ricciardi di testa colpisce. La Spisa gioca verso Gaetano Chiappara, pronto ad andare, scattare con la palla tra i piedi. Chiappara fa correre a sinistra, Spina, gamba per andare veloce, può mettere in mezzo, Tafuri non arriva, Morana al gol all'esordio, l'ha sbloccata il Sicilia Football Club dopo 90 secondi dall'inizio del secondo tempo. La prima in campo per Gabriele Morana con la nuova maglia, trova il gol alla presentazione con la sua nuova società. Morale 0, Sicilia Football Club 1, ha segnato Gabriele Morana. (1-0 Sicilia, il gol di Morana a decidere il vantaggio, la sblocca così la squadra ospite, la sblocca dopo 46 minuti e 30 sulla firma alla prima partita, il nuovo acquisto del Sicilia, la firma dice Gabriele Morana in maglia numero 9. 1-0 risultato, cambia così il parziale, avvio difficile per il Monreale di questo secondo tempo di gioco. E sotto la rosa di Mister Maggiora, su una palla messa in mezzo da Spina che risulta letale, velenosa per tutta la difesa, compleso Giuseppe Tafuri, nessuno arriva e Morana ne approfitta. 0-1 risultato. A battere andrà Di Cristina, ha bisogno di trovare risposte nel Monreale, ha bisogno di attaccare, di far gol. Una delle principali mancanze di queste ultime giornate. Di Cristina, profondi in aria, tocca Pietro Ricciardi, la tiene in campo con l'aiuto di Dario Morana che poi la fa volare via lungo il lato vicino alle nostre inquadrature. O Billetta o Rizzo, mette il corpo Billetta, cercava il fallo che non c'è. Vassallo. Di Cristina lascia scorrere dietro, perfetto ancora nella gestione Michele Di Cristina, il regista di questo Città di Monreale. L'ultimo a toccare è proprio il 4 di Cristina, rimessa per il Sicilia. Vito Porzio, altro lancio superfluo, però è troppo lungo sulla gestione comoda di Gabriele Corallo che può ancora bloccare con le mani sull'eventuale pressione che arriva ora di Gabriele Gennaro. Corallo mette in gioco, palla verso Pietro Ricciardi, disponibile dietro Corallo, si ritorna lì, il destro suo è profondo e lungo oltre la metà campo, c'è Porzio che salta più in alto di Morano, stocca con un braccio, l'arbitro vede la deviazione fortuita con le mani del difensore centrale delle Città di Monreale, assegnando così un calcio di punizione per il Sicilia che va a battere, vediamo chi? È la palla di La Spisa.
I soliti tre: Dario Morana, Gaetano Chiappara e Valla Spisa. Chissà cosa si diranno quei tre in campo. Chiama lo schema la Spisa. Ok, gli sviluppi da palla inattiva sono stati molto pericolosi già primo tempo. Scatta Dario Morana, la Spisa calcia in porta, palla che però è comoda per la presa di Giuseppe Tafuri quando siamo al quinto minuto della ripresa. Tafuri lancia, vuole su Cameli, solida giocata del Monreale, su Cameli deve puntare Torre, deve saltarlo per andare in porta, su Cameli si va a chiudere, la tiene troppo dentro l'area di rigore, permettendo il recupero del Sicilia, non sfrutta qui Città di Monreale. Si è fatto male Sirichi Torre, protagonista di una partita perfetta senza sbavature fin qui. C'è troppa necessità di vittoria nel Sicilia per non sfruttare una delle uniche occasioni nitide da gol come quella trovata da Morana. In caso di vittoria il Sicilia, quindi possiamo guardare la classifica live, resterebbe aggrappato al treno per il primato a soli 6 punti di differenza. Dire soli forse è un po' riduttivo perché le partite cominciano ad essere sempre meno. Lo Sfera-Cavallo non perde colpi, anzi resta prima in classifica più 6 al Sicilia Football Club. Parlando di classifica live, chiaramente ancora mancano circa 40 minuti, sono 38 e 30 minuti rimanenti più recupero. Mentre inseriamo sulla piattaforma tutto campo, piattaforma di riferimento per i risultati del calcio dilettantistico, gol di Morana su assist di Spina. Ora eccolo qui cercato Gabriele Morana, Lepre si fa spazio, si arrampica, mette il gambone in un duello old school con l'attaccante avversario del Sicilia, che però fin qui sta vincendo sul gol trovato. Morana, Biondo, si gira bene Placido Biondo, Spalletta lo segue e li passa comunque, c'è il 27 a tre piedi, Biondo raddoppiato con l'esterno, colpisce poi Dario Morana, può sfruttare, andare in mezzo, Rizzo non concede, calcio d'angolo, se lo tiene stretto in Sicilia, sa di poter far male su sviluppi da palla inattiva. Calcio d'angolo, Sicilia Football Club. Morana lascia la battuta alla Spisa, quindi noi entriamo dentro l'area di rigore. Pronto a disperdersi in aria, ragazzi del Sicilia. Salta Morana, colpisce per un giocatore a maglia bianca, ora palla, altra chance. Battara fuori di Biondo. Largo il tiro, ci ha provato Placido Biondo ad andare in porta. Sul tiro termina largo, non trovando lo specchio, soltanto un rinvio dal portiere per il Città di Monreale. Rinvio al fondo Monreale, c'è cambio. Dentro Di Liberto, fuori Edoardo Spalletta, cambio in attacco per Sergio Maggio, fuori Edoardo Spalletta, dentro Gabriel Di Liberto, vedremo quale sarà lo sviluppo tattico su questo cambio, fuori un centrocampista, dentro un attaccante, potrebbe passare addirittura sull'attacco a 3. Mister Maggio, vedremo come si disporranno in campo i ragazzi padroni di casa. Tafuri verso Lepre. Di Liberto prova a indirizzare verso su Cameli, c'è Morana che aspetta, accompagna la palla fuori per il 10 del Città di Monreale. Arriva la chiamata dell'arbitro. Possesso che tornerà quindi al Sicilia. Prende qualche metro di troppo Corallo. Rimproverato dall'arbitro verbalmente. Lancia lungo ora Corallo. Gioca in avanti. Lepre contro Morana. Altro duello che stavolta ha avuto la meglio Alessandro Lepre sotto gli occhi del signor Perna in maniera regolarissima. Biondo gioca a destra. Morana in gioco. Si rialza. Lotta ancora. Alla meglio però Rizzo, ma non evita il calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Città, per il Sicilia con giallo per Lepre. Ammonizione per Lepre. Altro giallo del tutto ingenuo. Ammonito ancora Alessandro Lepre. Il secondo ammonito del Città di Monreale, uno è da Spalletta che ha lasciato il campo e l'altro è Lepre.
La spisa dentro per Morana. Ancora Gabriele Morana lasciato libero di impottare di testa. Salva Giuseppe Tafuri al 10°. Il Sicilia ha rischiato di andare sopra di 2 e il Monreale ha rischiato di andare sotto di un risultato difficile poi da gestire. Ci mette le mani Giuseppe Tafuri a mantenere a galla il proprio Monreale. Amedeo Vassallo può impostare, torna dietro verso Porzio. Di Liberto pronto a partire, ma lì c'è Dario Morana a contenere un avversario molto scomodo. Di Liberto Morana messo giù Biondo, è bravo nel trovare il contatto. L'arbitro forse cade nella trappola di Biondo. Il contatto c'era, falloso giudicato dall'arbitro. Bravo Venzietta a trovare sicuramente questo contatto, un esperto nel ruolo. Mentre è pronto un altro ingresso in campo, fuori Marino dentro Di Stefano, un rientro importante in casa Monreale, l'ingresso di Giuseppe Di Stefano. Fuori Umberto Marino, dentro Giuseppe Di Stefano, quindi attacca 2 pesante nel Monreale tra Di Stefano e Gennaro. Da vedere come si schiereranno su Cameli e Di Liberto. Cerca il tutto per tutto mister Maggiora, togliendo Umberto Marino e mettendo un attaccante in più. Morana lungo. Tafuri esce, sicuro sulla presa, ma poi Tafuri velocizza, cercando Di Liberto. Lo prende Samu Conè. Giù Di Liberto, c'è fallo, può giocare veloce. Non ci sono gli estremi. Andrà al suo posto Alessandro Lepre. Di Stefano non tocca, ritorna lì, Traoré lo contiene e ora ancora Sirichi e Traoré. Gaetano Chiappara frettoloso sulla giocata, c'era su Cameli a disturbare, rimessa Monreale. Rimessa 3 per il Città di Monreale. Scatta Gaetano Chiappara, va oltre la linea di centrocampo per lanciare sulla corsa Biondo, palla lunghissima nonostante la velocità del Venzietta, non può mai arrivare qui. Rimessa laterale Monreale. Ha bisogno dei cambi offensivi, dei giocatori subentrati il Città di Monreale per provare a creare l'occasione per il pareggio. Sicilia però non concede spazio e lo dimostra qui. Morana un tocco, mette in posizione Biondo, chiuso da Jimmy Rizzo, rimessa laterale, una gradevole sorpresa in casa monrealese. Rizzo sempre più conferma nelle ultime partite. Difende Gabriele Morana, attaccante classe 98 che si è presentato come sa far lui. Occhio intanto, vuole pure l'assist per Spina, vuole rendere il favore sul gol che ha trovato il vantaggio iniziale. Si gira perfettamente Gabriele Morana per andare a servire Spina. Diciamo c'è un motivo se sono stati pescati questi 2 giocatori, fratelli Morana, dall'eccellenza. Potrebbero veramente fare la differenza in un campionato di prima categoria. Gennaro va giù, accusa una botta alla schiena da Gaetano Chiappara. C'è fallo secondo il signor Perna. Calcio di punizione per il Città di Monreale. Su Cameli. Dario Morana va a lungo, Tafuri si infuria. Fallo di Gabriele Morana, fallo su Porzio, calcio di punizione per il Città di Monreale quando siamo quasi all'ora di gioco. Il risultato dice 3-0. Dice 0-1, perdonate, dice 0-1. Facciamo confusione, stavo guardando un altro risultato. 0-1 Sicilia Football Club, perdonatemi. Fallo commesso da Lepre, calcio di punizione per il Sicilia. Stavo leggendo i risultati in contemporanea con questa partita, stavo leggendo lo 0-3 della Città Scorleone contro il Punto Rosa, mentre il Palermo Calcio Popolare perde in casa per 0-2 contro il Rensolo Piccolo Terrasini. I Delfini vincono 4-0 con la Primavera Marsala per chiudere questa giornata, questa 15ª giornata di prima categoria, che la classifica live vede al momento. Sfera Cavallo primo a +6 dal Sicilia. E il Monreale che fin qui staziona alla 7ª posizione in classifica, quota 17. Non c'è fretta, sicuramente nel Sicilia, di rimettere la palla in gioco. Si lamentano i giocatori del Monreale.
C'è cambio intanto, cambio nella squadra in trasferta. Fuori Marco Villetta nel Sicilia Football Club, al suo posto sta per entrare Kais Raslan. Invece no, devo correggermi, il maglia numero 31, mi sono azzardato a comunicare una cosa di cui non ero certo, entra Barone al suo posto, dentro Barone al posto di Villetta. Al 60° esatto di gara, primo quarto d'ora del secondo tempo che va, c'è cambio, fuori Villetta, dentro Barone, in maglia numero 31, ragazzo classe 2004. Comincia già a scorrere il tempo sul cronometro e giocarci un po' il Sicilia sul risultato che è di fondamentale importanza portare a casa per i ragazzi di Mister Calafiore. Il morale però non vendrà sicuramente cara la pelle per questa partita. Si infila Gaetano Chiappara cercando Barone. C'è un fallo commesso al Città di Monreale nonostante fosse andato a contrasto. Fallo chiamato dal signor Perna. Non ho capito bene questa dinamica. Forse sull'anticipo di Chiappara c'era qualche gamba alta. Comunque, gioco fermo, calcio di punizione per il Sicilia Football Club. Andrà a battere la spisa, va corto verso Gaetano Chiappara. Destro in mezzo, Morana sulla torsione, colpisce la traversa. L'accompagna aiutandosi con la traversa Giuseppe Tafuri. Ancora Morana. Un acquisto di rilievo, un acquisto di spessore per il Sicilia. L'innesto di Gabriele Morana. Oltre il gol resta una grandissima prestazione alla prima con la sua nuova maglia. Amedeo Vassallo, Lepre. Lancia lungo Alessandro Lepre. Imperfetto qui Traoré va dietro, ma c'è Morana che mette una pezza al suo posto. Di Cristina Michele. Poi l'apertura verso i lati su Cameli, vede sovrapporsi Jimmy Rizzo. Vediamo cosa sceglie il 10. Giuseppe Zuccameli. Apre tutto alla ricerca di Diliberto. Samu Kone salta. E ribatte via Traoré. Prova a portarsi in una tre quarti avversario il Morale con 7 uomini. Rizzo al limite, va dentro. Di Stefano prova la sponda verso Gennaro. Calcia lui, non Vassallo. Difende il Sicilia, mantiene questo vantaggio minimo di un solo gol di differenza. Di Liberto poi recupera palla di Stefano, deve andare in porta, invece va al limite da Gennaro. Perde l'attimo, forse Gustavo Monet, commette fallo poi Gaetano Chiappara, si arrampia con entrambe le braccia sul corpo di Gennaro. C'è calcio di punizione per il Città di Monreale da una mattonella invitante dal limite all'area di rigore, da dove più limite non si può, quasi sulla linea. Ha commesso fallo il difensore del Sicilia su Gabriele Gennaro. Si è arrampicato con 2 mani sulle spalle Gaetano Chiappara, sulle spalle di Gennaro. C'è un po' di nervosismo, forse con Ivan La Spisa che vuole velocizzare la giocata, è così. Ivan La Spisa invita a velocizzare, a non perdere l'attimo, non perdere questa fase di gara favorevole, o comunque non vogliono addormentare la partita, non vogliono staccare la spina della concentrazione. Tanto rispetto in campo però, c'è tanta sana competizione, cioè che ci auguriamo di trovare in ogni categoria, ogni domenica in campo. 63. 27 al 90° a battere sembra essere il principale candidato di Liberto in questi gol. Queste munizioni le sa battere bene. Conte Passi, pronto a calciare. Di Liberto colpisce la traversa. La traversa appena colpita da Gabriele Di Liberto. E poi Di Stefano tocca, ma non basta. A un passo dalla 1-1, il solito Di Liberto, specialista dei calci di punizione. Deviata. Deviazione sull'ultimo tocco, no? Invece no. Sarà semplice rinvio al fondo, con Gennaro che velocizza. Rinvio dal portiere. Va a battere Corallo che gioca col cronometro. A un passo dall'1-1 il Città di Monreale, traversa piena colpita da Gabriele Di Liberto. Corallo lancia lungo. Rizzo prima di Morana su Cameli, va vuoto. E Ricciardi la fa volare via. Sugli spalti, rimessa Città di Monreale.
Può giocare Rizzo, va da Vassala, il tocco di ritorno per il numero 3 Jimmy Rizzo. Vassala anticipato, un po' molle su questo controllo, ora contropiede Sicilia, Gabriele Morana, calcio addirittura in porta, Vreta fuori dai pali, non basta questo però per superare il portiere di Monreale, sarà rinvio al fondo, rinvio al portiere, 25 minuti al 90esimo, 0-1, vantaggio minimo per la squadra in trasferta, per il Sicilia Football Club. Porzio, Rizzo ora. Porzio, Tafuri, lancia lui, cercando le zone offensive, Samu Monet. Lascia scorrere in un rinvio dal fondo verso Corallo. Rinvio dal portiere per il Sicilia. Vedo 60 spettatori fissi. Che bella domenica che stiamo passando insieme, sia qui in campo fisicamente, su un'atmosfera bellissima per questa partita, sia nei commenti. Va a lungo Corallo. La palla è per Rizzo. Rizzo vuole allontanare, Gabriele Morana mette giù, c'è Biondo che invita la calma, calcia Morana, non è della stessa opinione di Placido Biondo. Un po' frettoloso, cerca del tiro, non apprezza la squadra, ma resta comunque con tanta fiducia nei confronti del proprio centravanti. Rinvio al fondo, rinvio al portiere Atafuri che mette in gioco verso Porzio. Rizzo. Torna dietro, Porzio e poi Tafuri. Tafuri l'alza, forse complicando un po' la giocata a Manno che indirizza, la palla è buona per Borone che appoggia, dai va la Spesa. La Spesa non verticalizza, le prechiude, ancora la Spesa al posto suo di Cristina che apre tutto, vuole su Cameli, ha spazio per andare mentre Morano ritorna. Su Cameli, rientra bene con il destro. Su Cameli poi vuole troppo, c'è fallo nonostante c'è la veste di Stefano. Giallo per Chiappara, ammonito Gaetano Chiappara, ferma il gioco l'arbitro nonostante la ricezione al limite dell'area di rigore di Giuseppe Di Stefano. Preferisce fermare il gioco e assegnare un calcio di punizione il signor Perna. C'è ammonizione, c'è un giallo per Capitan Chiappara. Il secondo nel Sicilia. Lui e Ricciardi ammoniti, entrambi in campo, mentre nelle città di Monreale due ammoniti sono Spalletta che ha lasciato il campo e Gennaro. No, Alessandro Lepre, perdonatemi. Piccolo vuoto. Palla dentro di Liberto! Alto ancora di Liberto mentre il Monreale si lamenta del contatto. Non c'è niente. C'è il riprodotto di Liberto su un altro anticipo. E rinvia al portiere. Rinvia al fondo per il Sicilia. Corallo ancora prende tempo. L'arbitro glielo permette, se li prende tutti i secondi Corallo. Ricordo dal nuovo regolamento, però ne parliamo dopo. Occhio, palla verso Biondo. Tafuri l'aspetta. Palla in mezzo, Spina! La toglie dalla porta Manno! La torta dalla porta Manno. Intervento eroico del difensore, forse più in forma dell'ultimo periodo del Città di Monreale. Spina a un passo dal gol, a un passo dal raddoppio il Sicilia. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo Sicilia Football Club. L'ha veramente tolta da dentro la porta Gabriel Manno. Incredibile. Calcio d'angolo, a battere andrà il solito la Spisa con Morana corto. Noi guardiamo però l'area perché il calcio d'angolo sarà battuto direttamente in mezzo. Porzio in anticipo, aveva subito una spinta da parte di Gabriele Morana. Calcio di punizione per un fallo in attacco. Calcio di punizione per il Città di Monreale. Vassallo. La gara resta ancora viva quando siamo a poco più di 20 minuti alla fine. Manno si porta due uomini. Subendo fallo e calcio di punizione per il Monreale ancora. Amedeo Vassallo verso Di Cristina. Gioco e va a destra. Vassallo ancora. Di Stefano tocca appoggio. Di Liberto va dentro l'area. Ricciardi allontana via in un calcio d'angolo. Questa volta per il Città di Monreale. Di Liberto incaricato a ribattere. Noi entriamo dentro l'area di rigore perché salgono le torri monrealesi. Sale Alessandro Lepre, sale pure Porzio. Ci sono Gennaro, Di Stefano, due bei giocatori rocciosi dentro l'area.
Occhio Lepre che vuole andare sul primo. La palla presa sul secondo Di Stefano! Se la prende lui la scena! Torna in campo e segna il gol! Ha segnato Giuseppe Di Stefano, 1-1. Funziona il cambio di Mister Maggio, funziona la mossa dello scacchiere del Monreale. Cambia in campo e viene ripagato con un gol. Sicilia 1, Città di Monreale 1, la pareggiata Giuseppe Di Stefano, Di Liberto serve l'assist, Di Stefano finalizza in rete col colpo di testa, funzionano al meglio i cambi, uno serve l'assist e l'altro mette la palla in rete, 1-1 il risultato, 20 minuti di fuoco ora qui dal Comunale Concado di Monreale. 1-1, la pareggiata di Stefano pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Situazione della palla inattiva, ora saranno 20 minuti caldi. E vi invito sempre a mantenere alta la concentrazione e l'attenzione qui sui nostri schermi per questi 20 minuti che separano la partita dal 90esimo. 1-1 risultato tra Monreale e Sicilia Football Club. Su Cameli apre tutto, allarga a destra verso Di Liberto che ha campo per andare. A lui piace questa situazione, però riesce però a alleggerire la palla verso Manno che corre come un treno sui lati. Manno messo giù senza fallo, giallo per Manno. Messo giù senza fallo Manno, secondo il signor Perna. È in una forma strepitosa Manno. No, il fallo sì. È stato concesso il calcio di punizione, no? Non si è capito bene perché era quel giallo. Calcio di punizione per il Monreale intanto. Non ho capito bene ciò che è successo su questa dinamica, perché era il giallo, se per Manno, per Samuel Monet. Continuiamo a goderci la partita, calcio d'angolo. Calcio di punizione, posizione simile a un calcio d'angolo, non perdiamo la concentrazione in questi minuti finali. Di Stefano risponde a Gabriele Morana, la decisione centravanti fin qui. A mettere in mezzo andrà Porzio, e ci guardiamo come al solito l'area di rigore. Porzio vuole la porta. Alto però, ci ha provato Porzio. Rinvio corto, Corallo si affida a Pietro Ricciardi. Porzio può andare sicuro di testa. Vassallo riconquista sulla palla Caravio tra i piedi di biondo Placido. Rizzo, Vassallo in mezzo di Cristina, rispedisce a chi l'ha servito al suo capitano Amedeo Vassallo. Su Cameli. Rizzo, ora Porzio, ritorna dietro, gira bene la palla senza paura il Monreale, lo fa pochi tocchi, coinvolgendo anche Giuseppe Tafuri. Rizzo lancia, non tocca Gennaro, la palla ancora viva, Traoré se la toglie dai piedi, mandandola via più che può con gli occhi chiusi. Spina, Vassallo si infila, Spina ancora, vuole le fasce, vuole Banone. L'ultimo tocco è stato nero, la rimessa laterale è in favore del Città di Monreale. Apertura verso Sucameli, Morana con il petto, sicuro, non rischia. Corallo va in presa. Daria Morana. Gioca da bionda, aggredito, anticipato, netto da Rizzo. Anticipato netto da Rizzo, in maniera fallosa, secondo il signor Perna. Mentre mister Capitan Vassallo vuole accennare una leggera polemica. Non accettare all'arbitro che lascia proseguire il gioco. Vuole mantenere questo ritmo, fallo ancora. Chiamato dal signor Perna, sembra arrivare un giallo per Vassallo. Un giallo per Amedeo Vassallo. Calcio di punizione per il Sicilia. Non so. Se su Biondo poteva lasciare giocare. Ma Vassallo è arrivato anche forse un po' fogace su questo contatto. E questo è giusto. Calcio di punizione per il Sicilia. Calcio di punizione Sicilia Football Club. Mentre abbiamo inserito su tutto campo il gol di Di Stefano su assist di Liberto. Pronta a battere Ivan La Spisa. Tafuri vede il tiro in porto nei suoi occhi, ne schiera 3 in barriera, nonostante, anzi 4, nonostante la lunghissima distanza. Va Gabriele Morana che vuole la porta. Morana ha cercato l'Eurogol. La manda alta di poco.
Rinvio dal portiere, ha fatto partire il Rocket Gabriele Morana. Rinvio dal fondo, ma c'è cambio. Prima c'è spazio per il campo. Dentro Cubi nel Città di Monreale. Ti comunica il cambio. Dentro Yusuf Kumbi nel Città di Monreale. Fuori Gabriele Gennaro. Altro cambio in attacco. Mister Maggio vuole vincerla. Vuole provare a vincere, giocarsela fino alla fine. Quando manca un quarto d'ora preciso, 75. Segna il cronometro. Fuori Gabriele Gennaro. Dentro Yusuf Kumbi. Corallo. Riparte lui, mentre, visto che manca un quarto d'ora, rivolgo un invito ai 70 spettatori collegati a dirmi la vostra nei commenti, come finirà questa partita, qual è il vostro pronostico. Morana fa tutto solo in avanti, per poi giocare dal compagno che era oltre, offside di Spina, fuori gioco di Spina, mentre protesta in maniera accesa la panchina del Sicilia. Fa il reparto solo Morana. Ricciardi, duro su Yusuf Kumbi. Rizzo sul pallone, resta lì, ha spazio per la cavalcata, vuole il fallo, lo ottiene. Calcio di punizione Sicilia, non arriva il giallo. Invece per Barone, nonostante Rizzo si stava lanciando in campo aperto, rinvio, calcio di punizione, rinvio non arriva perché la giocata è corta, era soltanto verso Sucameli. Biondo insegue, Sucameli vuole Yusuf, difende, gliela va a strappare Gaetano Chiappara, che poi nel tentativo di pulire la manda sui lati, rimessa laterale. Morale deve sfruttare questo momento favorevole. Nei commenti voglio leggere le vostre, voglio leggere i vostri pronostici su questi ultimi 13:30 più recupero di una spettacolare partita. Di Liberto, Corallo, ancora Di Liberto a rendersi pericoloso. Corallo non può lasciarsi battere, però sarà una conclusione violenta ma centrale. Chiappara Gaetano apre a sinistra da Samuel Monet, che lancia lungo cercando Gabriele Morana, che non ne sbaglia una. Lepre, Rizzo, galoppa sui lati, Jimmy Rizzo pronto a tornare dietro, infatti ritorna, eccolo qui Davide Porzio. Lepre, Di Cristina, passa Di Cristina, continua a gestire la spesa a scherma, viene messo giù in maniera però fallosa secondo il signor Perna. Calcio di punizione per il Città di Monreale per questo fallo su Di Cristina, mentre si scaldano tre uomini in panchina del Monreale. Uno è Ferreri, uno è Corrao, l'altro è Zummo. Entra nel Sicilia, fin qui si resta così, senza giocatore a scaldarsi, va bene, però va bene secondo mister Calafiore l'11 schierati in campo, con soltanto un cambio, l'ingresso di Barone. Porzio va addirittura andare in porta, rinvio al fondo, scelta opinabile questa di Vito Porzio, andare in porta alla metà campo. Corallo, Rizzo di testa, l'anticipo che permette la corsa di Stefano. C'è Corallo però sicuro sull'uscita, veloce, rapido nel mettere in gioco verso Morana, che un tocco dal suo capitano Gaetano Chiappara. Chiappara Barone, nessuno alle spalle, non si gira ancora. Di Liberto, una zecca in mezzo al campo, gli resta attaccato. Di Cristina se la perde, la palla è per la Spisa, corre il 20, Di Liberto ritorna e mette il colpo. Di Liberto è entrato in campo con una garra clamorosa, con voglia di decidere questa partita. Poi c'è qualche battibecco tra lui e la Spisa, forse anche con Lepre, si conoscono benissimo in campo, non c'è nulla su cui preoccuparsi, nonostante forse qualche battibecco. Si conoscono benissimo i ragazzi, si chiarisce subito la situazione. L'arbitro però richiama comunque alla formalità i due giocatori, vedremo chi richiama. Uno sarà sicuramente Ivan La Spisa, un altro Di Liberto. Si chiariscono i due, hanno giocato tantissime volte contro, forse anche insieme, non so, questo non lo so. Il gioco deve proseguire però. 11.
Comincia a cadere qualche goccia sul terreno di gioco, mancano 10 minuti e mi aspetto siano 10 minuti bagnati. Che c'è un nuvolone nero che non promette bene e tutte nella tribuna scappano nella tribuna coperta. Restiamo in capo per un Morana, è una finta. La spisa col mancino va dentro, l'arbitro ferma il gioco. Doveva arrivare dopo il suo ok la battuta. Da ripetere quindi. Ottantesimo, 10 minuti alla fine. 10 più recupero, Tafuri volato in barriera. La spisa pronta ad andare a servire i compagni. O vedremo se vorrà andare in porta. Non sembra essere però questo il caso. Infatti va dentro i compagni. Salta in alto Rizzo. Vassallo rischia di perdersela. Apre le braccia e rischia tanto. E Sucameli si gira con la ruletta per andare a cercare Di Liberto. Ma più di Di Liberto forse c'è Samuel Monet. Gaetano Chiappara. A destra non c'è la palla per Morana, c'è un onnipresente Jimmy Rizzo. In uno studio di forma clamorosa ancora. Oggi si riconferma un difensore di spicco della categoria. Di Cristina in avanti, la deviazione è nera, la rimessa laterale B anche ora. Gioca la Rizzo. Ci stendiamo la pioggia, la palla scappa dalla mano di Rizzo, c'è cambio, buon regolamento. Un attimo che torniamo a pieno giro. Fatemi sistemare per la pioggia, un secondo. Va in avanti in Sicilia, Gaetano Chiappara vuole giocare, Di Liberto non insegue, Chiappara vuole liberarsi di Cristina colpito, la palla è buona per la ripartenza dell'uscita di Monreale. Su Cameli cambia tutto, la palla è per Di Stefano, ma è troppo lunga, non arriva l'attaccante che decide il pareggio del Monreale. Samuel Monet, Barone tocca verso Chiappara, Ricciardi prova a scattare lui, Ricciardi imbuca sui lati, palla che sembra essere lunga perché Sucameli è pronto a scortarla e riconsegnare il possesso ai suoi compagni. Rimessa laterale per il Città di Monreale, rimessa laterale per che sarà battuta a Rizzo. Rizzo, la spisa, sponda dal compagno, biondo placido, gli va la spisa ancora. Vuole inventare Di Cristina, non lascia passare un muro lì davanti una diga. Ora Di Stefano, ripartenza, va in avanti il Monreale, superiorità numerica. Di Liberto, punta, si allarga, si defila, vediamo cosa inventa. Non riesce a sfruttare la situazione di superiorità numerica qui in Città di Monreale. Prove tiene solo la difesa. Un contropiede pericoloso portato in avanti dal Città di Monreale. Di Liberto va dentro, alto il tiro, ma c'è un altro calcio d'angolo. Alto il tiro, il colpo di testa di Lepre. Calcio d'angolo, c'è Corallo per terra, un altro giocatore del Sicilia. Un'altra volta Di Liberto alla bandiera, ricordo da sezione a calcio d'angolo è nato il gol del pareggio, il gol di Di Stefano. Piove forte in questi ultimi 10, soffia pure il vento, si complica ancora di più la parte di mezzo al campo, come se già non lo fosse in questi 84 minuti di alto ritmo. Una partita bellissima in campo. Sono onorato di avere il piacere di commentare. Di Liberto mette sul secondo, Rizzo ha cercato la torsione addirittura con i piedi, ha cercato l'impatto al volo, poteva andare di testa. Forse si chiude pure con un braccio, commette fallo.
Rieccoci. Spina. La spisa. Tocca a Biondo. Palla sui lati Morana. Non riesce a tenerla in campo. Rimessa laterale per il Città di Monreale. Deve giocare Rizzo. Mancano 5 al 90esimo. Rizzo lungolina su capelli prolunga. Di Stefano ora. Contro Traoré. Zirichi Traoré ancora perfetto. Nella propria prestazione difensiva. Spina se la perde, ma non l'aggredisce. Vuole correre sui lati, la palla resta in campo, ma non tra i suoi piedi. Samuel Monet recupera palla. Ora ancora duelli, si inasprisce la partita nell'intensità sui contrasti. Giallo rivolto verso la panchina del Monreale. Sembra essere rivolto per il fisioterapista. Abbiamo per Salvatore Campanella. Sì, sembra essere per lui. Da qui non vediamo bene. Torniamo in campo, torniamo in linea. Vassalo non trovato. Samuel Monet resiste all'urto per poi la spisa allargare tutto verso Biondo. Placido Biondo corre, a destra c'è Morana, è lì che si va. Dario Morana, direzione su Cameli, si accontenta della rimessa laterale, ultimi 4 più recupero alla fine. Biondo, posizione per il tiro, va bene chiuso, Rizzo ancora. Rizzo dritto sulla palla, ripartenza Di Stefano difende, c'è Yusuf Kumbi che non può arrivare a Rizzo e poi prende fallo, commette fallo Di Stefano, giallo pure per lui, giallo pure per Giuseppe Di Stefano, anche per lui è il primo fallo come sottotitolo Ricciardi. Calcio di punizione per il Sicilia Football Club, sempre il solito Ivan La Spisa. Non leggo i commenti, voglio sentirvi caldi nella sezione commenti. Scrivete in chat come potrà finire per voi questa partita. 90 spettatori collegati. Un mi piace d'obbligo per questa gara di altissima intensità. Una bellissima partita sia qui in presenza che da casa, immagino. Per favore, un istante di pausa e un mi piace a questa live. Se ne mettesse uno l'uno per quanto saremo collegati sarebbe un record clamoroso. Rizzo lancia lungo, vuole andare a Di Stefano. La spisa protegge, si aiuta Di Stefano, forse ha colpito, va in avanti, cambia a destra, Yusuf, la palla per il 2-1, scappa, Samu Monet, chiude e manda via, rimessa laterale Città di Monreale. Vassallo, gioca dentro, Di Stefano, non arriva a girarla in porta Giuseppe Di Stefano. Ha avuto ancora l'occasione mentre c'è un cambio dentro pure Zoom il Città Monreale. Vedremo se si giocherà il tutto per tutto, mister Maggio. È il momento di Zoom. Chi esce al suo posto? Dentro Zoom, fuori su Cameli. È così, fuori su Cameli e dentro Zoom, 2 minuti più recupero per lui. Rinvio dal portiere. Lancio in avanti. Lepre. Va in avanti Zoom. Vuole Yusuf Kumbi, palla troppo lunga però. 90 secondi al 90esimo. Poi sarà il recupero. Lancerà Corallo. Va lungo Corallo, Rizzo questa volta non colpisce, ok, la palla è buona per Biondo e può andare. Morana attacca l'area di rigore, Biondo pure, entra, gioco di gambe, va sull'esterno, Porzi non arriva, Tafuri, salva sul primo palo Tafuri, a chiudere la porta, altra occasione, Morana con il tacco, vola ancora Biondo che apre il mancino per andare sul secondo palo. Il tiro è larghissimo, rinvio al fondo, rinvio dal portiere per il Città di Monreale. Rinvio al fondo Monreale.
Tafuri va corto, si affida ad Alessandro Lepre. Lancia Lepre, Yusuf preso fortissimo alle spalle, uscita scomposta, brutta, se posso dire la mia, di Traoré con il ginocchiato sulla schiena di Yusuf. L'arbitro lascia proseguire senza giallo. Ora spinta a destra, Di Liberto, insiste Gabri Di Liberto, occhio, si è fatto male Corallo qui, si è fatto male Corallo, la gamba il piede di Liberto era alto su Corallo che ha preso una scarpata, ma già si è rialzato. Giallo pure per Di Liberto. Giallo pure per Di Liberto. 90 minuti segna il cronometro. Fallo in attacco, Di Liberto ha commesso fallo su Corallo. Di recupero comunicati all'arbitro. 5 minuti ex, si giocherà fino al 95esimo quindi. Gaetano Chiappera verso la Spisa. Dentro Barone completamente libero, il Monreale da priorità a protestare, alzare il braccio piuttosto che chiudere, ha rischiato troppo qui, Vassallo supera alla Spisa, vede salire Zummo, controlla, non orienta ma se ne libera per Di Stefano che protegge e trova Yusuf, in avanti il città di Monreale, Di Liberto, occasione Monreale, Di Liberto dentro, Traoré sporca, Chiappera la toglie e la Spisa l'allontana via del tutto. Biondo contro Rizzo, ha toccato per ultimo il 27, Barone lavora questa palla. E gioca ancora il città di Monreale, se la prende lui la palla in questi ultimi minuti di recupero. Corallo blocca, pronto a velocizzare andare avanti, ricordo, in caso se dovesse terminare con questo risultato di pareggio, lo Sferacavallo scapperebbe a 8 punti in vetta alla classifica. Morana apre tutto, la palla è per Dario Morana che sbaglia il passaggio di prima, rimessa laterale per il città di Monreale in un finale al cardiopalma, se la giocano per vincere le due squadre. Ricciardi con il tacco elegante, con Morano che gioca di prima facendo correre a vuoto Zummo, Chiappara, Gabriele Morana, apertura dalle parti di Spina ma c'è mano lì, occhio la palla buona per Barone, Lepre dritto sulla palla Alessandro Lepre, ma altra chance da fuori Spina, largo il tiro, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere accusa i crampi di Cristina, rinvio dal fondo città di Monreale. 100 spettatori collegati, un saluto a tutti, a chi ci segue da casa. Voglio i pronostici nei commenti e voi anche, mi piacerebbe ricevere dei feedback, delle opinioni vostre che state seguendo i nostri servizi, le nostre dirette, i nostri contenuti social. Vorrei anche sapere dei feedback nei commenti, io leggo tutto ed è tutto sempre gradito. Rinvio dal portiere, pronto a giocare da Furi. Sono stati 5 minuti di recupero assegnati dal signor Perna, se ne sono passati 2:30, siamo quindi oltre la metà del recupero. Da Furi, lancia lungo, Di Stefano anticipato da Traoré. A medio Vassallo ora. Gioca da Di Stefano, tocca, gestisce ancora Giuseppe Di Stefano per poi perderla. Samuel Monet messo giù, scivola sul terreno bagnato e ora è Manno, scivola pure Spina, Manno vuole spingere, parte in aria, Manno! Largo sul primo palo, il Monreale alla ricerca del gol dei 3 punti, rinvio dal fondo, rinvio al portiere, c'è chi si sbilancia nei commenti e scrive dove Monreale nel finale, vedremo se sarà possibile perché i minuti sono pochissimi alla fine, 2 e meno. 1:30, la tribuna del Monreale rumoreggia e ci crede per dare un sostegno in più. Vogliono i 3 punti monrealesi. Morriana col tacco, Rizzo protegge, Tafuri blocca e va giù. Mentre c'è anche qualche sostenitore dello Sferracavallo nei commenti che chiaramente è felice di questo risultato. Di Stefano di testa, tocca e basta, Corallo va in presa e mette giù. Lancia Corallo, Vassallo a vuoto, Manno, dietro da Furia. Troppo lungo il lancio, lascia scorrere Samuele Monet. Di Stefano prova a insidiare Corallo che manda via una rimessa laterale. È l'ultimo minuto di questa partita.
Diliberto deve velocizzare, riceve palla da Umberto Marino, va a fare raccattapalle. Manno, dentro, allontana Samuel Monet, Diliberto ancora Samuel Monet. Viene messo giù da Diliberto, fallo commesso dall'autore Lastis sul gol di Di Stefano, calcio di punizione. La spisa, palla complicata, arriva comunque a Dario Morana. Zumbo sporca, Rizzo l'alza, rendendola difficile per la gestione di Yusuf Kumbi. Non so se mi sentite ora. Chiappara, Barone libero, controlla, orienta, si gira, Vassale già monito, non deve rischiare. Porzio e apre sui lati, 95 sul coso, è perso qualche cosa. Durante il recupero devono giocare ancora. Kumbi ancora, difende Yusuf Kumbi. Diliberto ora ad aprire tutto verso Amedeo Vassallo. Palla dentro, Diliberto e Traoré con qualche rischio da Corallo. Può passare così, finisce 1-1. Il Città di Monreale strappa un punto pesantissimo in casa contro il Sicilia. La firma dei centravanti, Morana e Di Stefano, mentre lo Sferacavallo tenta la fuga. 1-1 il risultato. Ora spazio alle interviste. Vedremo le opinioni dei protagonisti di questa partita. Io ho visto un grande Monreale, un grandissimo Sicilia, ma la compattezza difensiva del Monreale fa paura in queste ultime uscite. Un risultato che giova a favore dello Sferacavallo, che allunga quota +8 in classifica. Io vi ringrazio per la compagnia, per la grandissima compagnia. Siamo in 110 collegati da casa. Per la visione, per il piacevolissimo pomeriggio passato insieme. Un saluto, dei grandi complimenti alle squadre in campo per l'atteggiamento propositivo, sportivo, dei sani valori portati dentro il terreno di gioco. È stata una domenica pomeriggio bellissimo, mi auguro di ritrovarne ogni settimana. Un saluto, alla prossima Filippo Longhi, grazie sempre.